Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 17 aprile. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo di apertura: Draghi, apriamo il 26 aprile. Torna la zona gialla, sia gli spostamenti al ristorante solo all'esterno. Via libera a scuola, spettacoli e sport. Sintetizza il Corriere delle Alpi. Dal 26 aprile spostamenti tra regioni gialle e compass tra regioni di colore diverso. Scuole con didattica in presenza al 100%, ristoranti e bar con tavoli all'aperto, musei, cinema, teatri e spettacoli solo all'aperto con limitazioni di capienza. Dal 15 maggio piscine all'aperto, dal 1 giugno ristoranti con tavoli al chiuso solo a pranzo, palestre con nuove linee guida. Dal 1 luglio fiere e congressi, terme e parchi tematici. Questa in estrema sintesi, queste le decisioni che sono state comunicate ieri dal Premier Draghi. Ma la foto di prima pagina del Corriere delle Alpi mette in evidenza la gioia di rivedersi, abbracci Covid free nelle case di riposo di Feltre e Fonzaso, dove sono stati installati dei pannelli che consentono gli abbracci, chiamati proprio pannelli degli abbracci. Ma andiamo all'interno del giornale. Le prime pagine sono dedicate alla emergenza coronavirus e alle nuove decisioni del governo. Dal 26 aprile tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione. I comportamenti alla base dei protocolli di riapertura vanno rispettati, come l'uso delle mascherine e il distanziamento. L'obiettivo di riuscire a vaccinare l'80% della popolazione entro l'autunno è realizzabile. Rischio ragionato sulla base dei dati. Questa è la sintesi, il titolo che il Corriere delle Alpi ha scelto per titolare appunto la cronaca delle nuove decisioni assunte dal governo. Andiamo ancora avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi. Sorpresa gialla, Veneto riaperto dal 26 e Zaia applaude Draghi, ottima decisione. Vaccinazioni, oggi e domani assalto finale agli over 80 in Veneto, mentre 18.000 anziani, il 5%, rifiutano la somministrazione. E per quanto riguarda invece il bellunese, vaccini, ora tocca a chi ha 78 e 79 anni. L'ULSS attiva altri 800 posti sul prossimo fine settimana, 500 sono riservati alle persone vulnerabili e disabili. A Cortina raddoppiati i positivi, il sindaco preoccupato. Nuove stanze degli abbracci, le RSA di Fonzaso e Feltre riattivano le visite agli ospiti. Dopo 14 mesi di isolamento, l'iniziativa sta interessando diverse realtà. Le relazioni interpersonali aiutano anche il benessere degli anziani. E per quanto riguarda la situazione di ieri dei contagi da coronavirus, un decesso all'ospedale San Martino di Belluno, contagi ancora in calo. E sempre per quanto riguarda la provincia di Belluno, via al piano scuole sentinella, tamponi tra i banchi per 400. Mattinata di test a ragazzi e docenti ieri nelle 3 sedi dell'Istituto Superiore di Feltre. Baldo, il professore dell'Università di Padova che sta seguendo il progetto, attesi dati importanti per la sicurezza in classe. C'è stato qualche intoppo con la burocrazia e la concomitanza delle prove invalse, ma l'iniziativa è riuscita. Grande entusiasmo alle medie, Nievo di Belluno, per l'autosomministrazione. Un'esperienza unica per i ragazzi che possono toccare con mano le nozioni di biologia apprese in classe. Questa il commento di una insegnante relativamente all'esperienza fatta da 25 studenti della terza A della Nievo di Belluno, a cui è stato insegnato a somministrarsi il tampone. Si tratta tutte di iniziative sperimentali per
cercare la strada migliore per proteggere gli studenti. Ma dalle pagine di carattere generale del Corriere delle Alpi passiamo alla sezione dedicata proprio alla provincia di Belluno, sezione che si apre con una notizia sulla ACC. I sindacati contro Giorgetti, Italcomp ridotto a piano di vendita. Il ministro prospetta la cessione ai privati di quote e ruoli. Martedì sit-in a Roma. Prioritario garantire la liquidità. Atteggiamento antisindacale da parte del ministro che non ci riceve da 5 mesi. Questa un'altra sottolineatura dei sindacati. E per quanto riguarda la Ideal Standard di Trichiana, pronti allo sciopero, troppe incertezze sul nostro futuro. Anche qui non manca la preoccupazione da parte dei sindacati per quello che potrà essere il futuro dell'azienda. Bracco via dopo 4 mesi. Il prefetto, che era arrivato lo scorso dicembre, è in partenza per Roma e nel suo saluto finale la raccomandazione è stata quella di creare lavoro per i giovani. I nodi ACC e Ideal, l'alta qualità della vita, gli abusi sulle donne spesso sommersi. Questi e altri temi toccati nel saluto dal prefetto Sergio Bracco, che è destinato a diventare capo della segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza a Roma. Revenge porn, video inviati anche al padre. Scopre che le sue immagini intime sono finite sul web e rimbalzano di telefonino in telefonino. Denuncia i 2 partner. Indaga la procura che sta ricostruendo i tantissimi passaggi delle immagini. Ero d'accordo sulle riprese, ma dovevano restare per noi, non mi interessano i soldi. Lei non rinnega nulla di quanto accaduto dopo una festa di compleanno. Sono una donna libera e non mi vergogno, ma pretendo rispetto. Queste le sue considerazioni sintetizzate dal Corriere delle Alpi. Il treno per Cortina via Agordo. È stata presentata ieri la proposta del comitato che si sta appunto interessando al possibile tracciato della ferrovia fino a Cortina. Il comitato ha messo a confronto i progetti di collegamento con Venezia, ricordiamo ce n'è per la Valle del Boite, per la Val d'Ansiei e appunto per l'Agordino, sottolineando che quello presentato ieri è il percorso più veloce. È stato redatto da Stefano Dell'Osbel, prevede 3 gallerie per complessivi 21,2 km. Vedremo quale sarà la scelta che verrà operata a proposito di questi possibili tracciati. Gara del gas, i comuni non potevano togliere la delega a Belluno. Sentenza del TAR Veneto sul ricorso presentato da Italgas. Il capoluogo è stazione appaltante per legge. Secondo i giudici solo Bioinfrastrutture avrebbe avuto titolo per contestare le cifre. Schianto della Veneggia prende 3 anni e mezzo per un omicidio stradale. Alberghi, calo del 76%, la montagna bellunese ha perso 40 milioni. I dati di Confcommercio certificano il tracollo della stagione. De Cassan di Federalberghi Belluno, subito i ristori e la riduzione delle imposte. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Biglietto per salire in centro, la mostra artigiana ci pensa. Gesiot a giugno possibili ancora limitazioni. Con il ticket si gestiscono gli ingressi, il Palio si prepara a un evento in parte in presenza e in parte in streaming. I 4 quartieri puntano a iniziare qualche attività con i contraddaioli. Rinasce al Boscarizz il parco per i bambini, installati nuovi giochi.
Scavi in destra Piave sulla statale 50, chiusura scattata senza conseguenze dopo il ponte di Bribano in direzione Santa Giustina in località Gravazze. Alle 9 i vigili hanno bloccato l'uscita verso il ponte di Bribano. Qualche camion straniero è arrivato fino allo sbarramento. Soccorritori mobilitati per le borse di stracci scambiate per un corpo. Per fortuna si è trattato di un falso allarme a Feltre. Casa per anziani a Colmirano, il GIP e il giudice per le indagini preliminari conferma il sequestro. Anche il Tribunale di Treviso ha avallato le ipotesi accusatorie della Procura. Nuovi sigilli alla struttura e il difensore della coppia presenta ricorso al riesame. L'accusa ai gestori della casa è quella di essersi approfittati di una donna disabile e di averle sottratto centinaia di migliaia di euro. Ed eccoci a Limana, per le tribune fisse, il campo di Lacal al campo di Lacal, ci sarà da attendere. Il sindaco di Limana De Zanet parla di un progetto non nuovo, resterà però in frigo finché non si troveranno i finanziamenti. Tracce di storia e natura, il sentiero dei morti tracciato da valorizzare. Un tempo era la via che portava all'unico cimitero della Conca, con la nascita di nuove parrocchie nel Pago, è stata abbandonata. La gioventù sparita, non siamo consapevoli della enormità del danno. Sisto Daroit, ex sindaco di Agordo e amministratore di lungo corso, dà una lucida lettura di un fenomeno di cui si sottovaluta la portata. E tra quei 2500 che non ci sono più, una parte è costituita da donne in età fertile. La sottolineatura è certo la necessità anche di intervenire per tempo, perché le dinamiche demografiche si possono cambiare solo a lungo termine. Parco Lotto di Trichiana, al via oggi le prime attività sportive, il padel, la grande novità. Eccoci nelle pagine di Cortina e del Cadore. Cominciamo con Valle di Cadore, indagine geologica sulla rupe di valle. San Martino, la chiesa si salva solo se c'è roccia. Il rischio è che sotto la chiesa ci sia esclusivamente gesso, lo studio sarà affidato a un'università, il verdetto sarà decisivo. A Vodo partono gli interventi per mettere in sicurezza le due frane dell'Antelao. Oltre alla storica colata, di recente si è formato uno smottamento sul Rudan, ostruendo il corso del torrente. Dei lavori si occupa la regione. Cortina, sostegni ad enti e associazioni, sul piatto oltre 430.000 euro. Il nuovo regolamento ha portato a una diversa ripartizione dei fondi. Il sindaco Ghedina, doveroso supporto a chi si impegna per la comunità. Pieve punta sul 7,30, l'appello del sindaco a donare il 5 per 1000. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. Anche il Gazzettino in prima pagina porta la notizia della riapertura dal 26 aprile che è stata ieri annunciata in conferenza stampa dal Premier Draghi. Ma noi andiamo subito alla parte del giornale, del Gazzettino, dedicata alla provincia di Belluno. Il titolo principale in questo caso è dedicato alla gara del gas. Il TAR bacchetta i sindaci. Ieri il Tribunale amministrativo del Veneto si è pronunciato sul ricorso presentato da Italgas, vincitore della gara, contro il provvedimento con cui i comuni revocavano al comune di Belluno il ruolo di stazione appaltante, un ruolo, ha ribadito il giudice, che spetta per legge al comune capoluogo. Ma il giudice amministrativo è anche entrato nel merito delle scelte fatte dai primi cittadini, assestando un nuovo colpo alla loro linea. Quella linea che avrebbe portato, secondo la procura di Belluno, il sindaco
Perenzin e poi 2 amministratori di BIM Infrastrutture, Zanolla e Piccoli, a travalicare i loro compiti commettendo il reato di turbativa d'asta. L'altro titolo di rilievo sul Gazzettino di Belluno: festa di compleanno, quasi 20 ragazzi positivi, prenotazioni aperte per le vaccinazioni di 500 anziani disabili. Alla festa di compleanno di qualche sera fa a Ponte nelle Alpi c'erano più di 20 ragazzi. Si sono divertiti senza mascherina e senza tener conto del coprifuoco, come non accadeva da più di un anno e come non accadrà per un po' di tempo, poiché la maggior parte di loro è risultata positiva al virus. Andiamo all'interno del giornale, dove viene approfondita questa notizia del focolaio alla festa di compleanno. Alberghi chiusi, bruciati 40 milioni, nei comprensori perdite del 76%. Decassandi Federalberghi, purtroppo i dati aggiornati al 31 marzo certificano il tracollo. All'orizzonte ci sono 2 passaggi fondamentali da controllare: il fondo montagna e il ristori bis. Stanze e Abbracci, Fonzaso e Feltre si sono attrezzate. Andiamo ancora avanti. Stop Italcomp. Omicidio industriale. La frase è scritta tra virgolette. Il cambio di rotta di Giorgetti, che taglia la partecipazione dello Stato e apre a ipotetici privati, rischia di far morire ACC. I sindacati? Quale imprenditore si accollerà il rischio di rilevare 2 aziende in crisi? Se il ministro lo sa, ce lo dica. Frasi come quella scelta per il titolo omicidio industriale dei sindacati, che evidenziano una forte preoccupazione per il possibile esito di questa vicenda. Idea Standard pronta a nuovi scioperi, incontro deludente, silenzio sul 2022 e quindi sulle prospettive a lungo termine dell'azienda, che teme di essere trasferita da Trichiana. Il mio augurio a questi lavoratori che lottano è stato uno dei contenuti del saluto del prefetto Bracco in partenza per Roma. E sempre dal suo saluto cresce la violenza sulle donne. Il prefetto ha messo in guardia sul problema che colpisce il bellunese. Tra le priorità del territorio anche la questione delle possibili infiltrazioni della criminalità mafiosa prima delle Olimpiadi. Borse di studio del Rotary per studenti universitari, destinate a 3 futuri iscritti a corsi di facoltà tecnico-scientifiche. Nevegal, pronti a fare la nostra parte. Il presidente Massimo Slaviero conferma l'impegno anche per la prossima stagione estiva del Colle Bellunese. L'amministratore di Unifarco chiede collaborazione prima di tutto agli amministratori di Palazzo Rosso. L'incontro a Pranlonghi con il sindaco di Treviso Conte per suggellare la collaborazione. 2 ruote lungo i pendii, si parte. L'assessore di Belluno Marco Bogo, gara d'appalto per i lavori di sistemazione delle piste. Feltre, statale tagliata a metà. Il traffico regge. Si parla dei lavori avviati a Santa Giustina per la realizzazione di un sottopasso per la ciclabile, che costringe per alcuni giorni a chiudere la statale 50. Nonostante la chiusura della statale alla rotatoria delle Gravazze, scrive il Gazzettino, i disagi non sono stati molto pesanti. Inevitabile allungamento del tragitto, le alternative sono gli imbocchi delle provinciali Sinistra Piave e Pedemontana. Urbanistica, a Feltre presentato il piano del sindaco. Museo della bicicletta, parte l'esposizione virtuale a Cesio Maggiore. L'assessore Feltrin, il nostro patrimonio fruibile dal computer. E a Dalano di Piave, raggiro da $500.000, RSA ancora sotto sequestro. Coppia titolare della casa di riposo San Vincenzo indagata per circonvenzione. La difesa è un atto notarile in regola, una donazione per l'assistenza prestata.
Ed eccoci a Cortina, via Sedico e Agordo. Si tratta di un titolo che introduce alla presentazione del nuovo tracciato ferroviario ipotizzato per raggiungere Cortina d'Ampezzo. Il Comitato Ferrovia Dolomiti Bellunesi chiede che i progetti Cadorini per il treno Venezia-Ampezzo vengano accantonati. Propone questo percorso per Lagordino, via Sedico ed Agordo, appunto per raggiungere Cortina. Percorso più breve, tempi e costi abbattuti, ma l'asso della manica è la Luxottica, merci e dipendenti su rotaia. Una delle sottolineature di questo progetto è infatti quello che sarebbe a servizio dei tanti lavoratori che raggiungono lo stabilimento Luxottica di Agordo. Al pago, Kilian, cane sparito, premio di 2.000 euro a chi lo ritrova. San Nicolò di Comelico. Dopo la Pedalonga nessuno ha pulito il tracciato. La riserva di caccia appoggia la regola nel negare gli spazi. Valle di Cadore. Nuovi sensori sotto la chiesa. Entro l'estate avremo i dati. Disposta l'installazione di un nuovo sistema di rilevazione della Berlinese. Ieri sopralluogo della soprintendenza. Il sindaco Hofer: se troveremo roccia, la chiesa sarà salva. La prossima settimana arriveranno anche gli esperti universitari che inizieranno a fare i sondaggi intorno al sito. Cortina d'Ampezzo, 13 sodalizi si dividono il fondo da 430.000 euro. Il comune delibera la ripartizione dei contributi annuali. Mondiali, zampino ampezzano nel bronzo che vale Pechino. La nazionale azzurra sale sul podio in Finlandia e conquista il pass nel gruppo A in Cina a ottobre. Angela Menardi, la skipper capitana in campo, e Chiara Olivieri, commissaria tecnica, sono di Cortina. Si tratta della nazionale paralimpica di curling, che si è piazzata terza ai mondiali in Finlandia, staccando il pass per Pechino. E per quanto riguarda il calcio di Serie D, Feltre in bilico. Ora è questione di testa. Il direttore sportivo Tormen cerca una chiave di natura psicologica per spiegare il crollo della squadra nel nuovo anno. E diamo una notizia anche di pallavolo. Feltre, Sedico, Limana e Spes oggi tornano sul parquet. Per la Serie B solo recuperi. Le due formazioni bellunesi di nuovo in campo tra un mese. E concludiamo con una notizia di musica. La terza edizione del concorso nazionale musicale Città di Belluno dal 21 maggio al 6 giugno, organizzata dalla Onlus Gocce di Sole, è in rampa di lancio e segnerà l'esordio di una sezione internazionale di canto in lirico. E il titolo scelto per questa notizia dal Gazzettino: Città di Belluno, note di ripartenza. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.